le idee che incominciavano a girare, cioè che erano idee nuove, idee che non potevi non appoggiare. Io mi ricordo dibattiti eh, anche qualche volta molto impegnativi, molto pugnaci, ma su cui si dibatteva di tesi dalla scuola di Francoforte, e Marcuse. Avevo degli ideali beat più che e beat era considerato ribellismo, mentre invece c'era un approccio che incominciava ad essere diffusamente marxiano che era rivoluzionario, quindi erano due cose antitetiche. Quando voi vedete quella massa nella fotografia è un secondo prima che usciamo fuori e diciamo tutti in stazione. La polizia è stata presa di sorpresa, non se l'aspettava assolutamente. A occupare una stazione ferroviaria, a fermare i treni, voleva dire di essere arrivato veramente al culmine dell'accettabilità da parte delle istituzioni. A casa senza voce con le mani, sporche dei sassi raccolti sui binari, per una volta ancora dopo tanto mi son sentito armato e non inerme contro i nemici nostri di sempre. Hai cercato nei loro volti. Eravamo tutti più o meno della stessa età, una classe operaia molto giovane, esattamente come appunto studenti universitari, e che usciva che era l'immediata generazione dopo la guerra, quelli che non avevano vissuto la guerra, la resistenza in prima persona e che avevano una grossa difficoltà di rapporto con la generazione precedente. Eravamo molto convinti della novità che esprimavamo culturalmente, politicamente, come istanze organizzative, ed eravamo molto insofferenti della disciplina che gli altri avevano acquisito in una militanza come quella che avevano fatto, insomma, durante la guerra, la resistenza, eccetera. E però noi facevamo fatica a riconoscere ogni sorta di primato. Quindi vi era proprio anche una difficoltà generazionale e una fortissima omogeneità culturale. È difficile capirlo, ma era una classe operaia che assetata di sapere. Ci sono stati dei grandi momenti di assemblee nazionali, una importantissima fu qui a Venezia che si chiamava Studenti Operai, vennero tantissimi compagni da tutte le parti, c'erano tutti quelli che poi diedero vita al manifesto, Potere Operaio, insomma una grande occasione, fu un grande convegno nazionale che organizzammo qua a Venezia. Ma poi c'era la vita quotidiana delle università dove il momento delle assemblee era molto importante. Nelle assemblee che io ho vissuto qui allo UAV erano occasioni di confronto non soltanto su delle idee politiche, ma erano anche forti momenti di confronto intellettuale, culturale. C'era il problema della liberazione della donna, di essere se stesse e non ci siamo riuscite tutte subito. Secondo me è un grosso errore che abbiamo fatto, molte di noi e la sottoscritta in primis, è stato di mettersi all'ombra di un leader, cosa che
certamente non ci ha giovato nella nostra crescita, ma forse non avevamo la forza di far diversamente. Sembra incredibile, ma era vietati i pantaloni allora. Quindi era vietato andare all'università con i pantaloni. E quindi io ho fatto ma non mi sembrava di essere stata io in particolare, ma poi le suore hanno incolpato me, quindi forse avevo avuto un ruolo, non lo so. E il giorno X tutte usciamo in pantaloni. Questo ha provocato un'ira funesta e per mia fortuna le suore non mi hanno più voluto. Mi pare che si possa dire che quel 68, quelle mobilitazioni che per me cominciano in piazza San Marco ma poi proseguono con tantissime altre iniziative, fu il più formidabile tentativo, usiamo questa espressione, insomma, di assalto al cielo, insomma, che si sia realizzato nel corso della seconda metà del Novecento, insomma, non c'è ombra di dubbio.